Mi verrebbe da dire, noi non capiamo più nulla, lo dico banalmente, ma è così. Noi non capiamo più nulla, non sappiamo più dove orientarci, ma perché ci vengono a mancare proprio i punti di riferimento. Questo è il problema di fondo e ribadisco, il Covid certamente, assolutamente aveva la priorità su tutto, però le persone sono le persone e le persone che vivono la fragilità e che vivono quotidianamente hanno bisogno di una risposta ora, sempre, ora, nella quotidianità e su questo punto noi ci troviamo spiazzati. Di essere seguiti come eravamo seguiti un tempo, perché 5-6 anni fa, quando mio padre si è ammalato, il reparto qui del Trantimaino funzionava benissimo per chi aveva questo tipo di malattia degenerativa, e invece adesso non c'è più niente.